È una delle locomotive a vapore in uscita dalle officine della stazione centrale di Treviso. Un pezzo di storia della marca sui binari, da quando gli sbuffi si vedevano dai tetti di tutta la città ad oggi, dove l'elettricità ha reso tutto molto più silenzioso, il viaggio in rotaia. Ed è la storia in mostra fino al 30 ottobre in piazza Pio X a Treviso. Organizzata dall'associazione Il Doge con il gruppo Ferromodellisti Treviso, è un vero e proprio viaggio non tra una stazione e l'altra, ma tra le epoche che hanno caratterizzato la mobilità ferroviaria nella marca. Raccontata nei modellini e nelle foto di locomotori di tutte le epoche, con la storica ALN 556 della Breda, classe 1933, dalla linea talmente avveniristica per l'epoca da far innamorare il Duce al punto da chiamarla Littorina da fascio littorio. Treni, ma anche fuochisti, capistazione, macchinisti, un vero e proprio mondo che non si è mai fermato da quando le prime barre d'acciaio sostenute da traversine in legno sono arrivate a Treviso. La stazione centrale, la storica stazioncina Santi 40, voluta dal senatore Appiani per la cittadella dei suoi operai all'Eden, ma anche lo scalo Motta, dove durante la prima guerra fermavano le tradotte per il fronte sul Piave e nella seconda i tristi convogli per i campi di sterminio. Ferrovia che per molti è stata il vero obiettivo del bombardamento del 7 aprile del 1944, una ferita mai rimarginata nella storia della città. Sono solo alcuni capitoli della storia di un territorio, di una comunità, di un mezzo, quel treno che oggi sfreccia a 300 all'ora silenziosamente, dove un tempo il fischio della caldaia annunciava lo spettacolo del passaggio di carrozze di prima, seconda e terza classe, quasi una parodia della vita, perché guardando bene, qualsiasi sia lo scompartimento, alla fine del viaggio tutti arrivano a destinazione.